Quella cucinava insieme ad Andrea una zuppa di tenerumi e cozze con un po' di pane profumato e poi molto molto croccante. Curiosi di sapere come si fa? E allora, amoni in cucina. E partiamo subito con un bello mazzo di tenerumi freschissimo, cozze, aglio, salsa a pezzettoni e pane richiddo serio. Andiamo a prendere le foglioline più tenere, i germogli e se siamo fortunati pure i fiori, li laviamo bene bene e li tagliamo grossolanamente, li teniamo de lato. Soffritto di aglio in camicia, ci mettiamo la salsa a pezzettoni, che a Palermo finita verrà chiamata salsa a pick e pack. Scoppiamo le cozze in maniera classica e tradizionale e li teniamo a caldo. Acqua bollente, calami i tenerumi e dopo 10 minuti mettiamo prima le cozze e poi l'acqua delle cozze ma filtrata. In un tegamino sciogliamo del burro, gli mettiamo del rosmarino dentro e facciamo una bruschetta profumatissima. Servite come vedete nel video e sicuramente esclamerete Beddamati!